giorni al Consiglio Comunale Straordinario di Venezia che vedrà la resa dei conti di Brugnaro sul caso corruzione. Intanto nuova assemblea delle opposizioni, serve un nuovo governo della città. La sospensione della linea 18 Murano-Lido dei Vaporetti finisce in procura con una denuncia per interruzione di pubblico servizio. L'esposto è di un residente. Dopo lo schianto tragico a Isola Verde con 2 giovani morti e un ferito grave, i residenti protestano: una strada pericolosa, servono manutenzione e una segnaletica più precisa. Dramma sfiorato a Jesolo, bimbo trevigiano di 7 anni rischia di annegare, salvato in extremis dall'intervento di alcuni bagnini fuori servizio. Giro di vite della questura contro furti e borseggi in centro storico, controlli straordinari, molte persone fermate, risultate già note alle forze dell'ordine. Oltre 100 kg di granchi blu morti trovati in poche ore sulla spiaggia di Boccassette nel delta del Po. Ad ucciderli probabilmente la mucillagine. I pescatori, se fosse così è un problema per tutto il pesce. Intervista esclusiva al direttore sportivo del Venezia Football Club, Filippo Antonelli, che ci racconta come sta prendendo forma la squadra per il prossimo campionato di Serie A. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura. A Venezia mancano 4 giorni al Consiglio Comunale Straordinario nel quale Brugnaro riferirà alla città. Nel pomeriggio intanto a San Leonardo il centrosinistra chiama a raccolta i cittadini dopo la bufera giudiziaria che ha travolto il comune, ma ci racconta di più e lo vedo collegato proprio da Venezia il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buonasera. Sì, buonasera a te e ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in compagnia di Monica Sambo, segretaria del Partito Democratico di Venezia. Come vedete alle nostre spalle ci sono parecchie persone che sono rimaste fuori dalla sala San Leonardo, che è gremita, per cui c'è stata una buona risposta. In questo momento peraltro non stanno parlando esponenti di partito, ma stanno prendendo la parola i cittadini. Sì, infatti siamo molto contenti che questa iniziativa proposta da tutte le forze politiche di opposizione in Consiglio ma anche in città sia stata accolta con tanto calore da parte di tantissimi cittadini e cittadine. Per questo insomma noi siamo qui oggi per costruire un futuro per Venezia, perché di fronte all'inchiesta che c'è stata gravissima in merito all'assessore Boraso, al sindaco Brugnaro e a tutti i vertici dell'amministrazione comunale bisogna assolutamente stare insieme e costruire un futuro. Come andrà il Consiglio Comunale di venerdì? Beh, innanzitutto invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a essere presenti al Consiglio Comunale di venerdì mattina convocato per le ore 10. E è evidente che ascolteremo il sindaco, l'abbiamo costretto a venire in Consiglio Comunale raccogliendo le firme come opposizione, ma comunque chiederemo le dimissioni perché questa amministrazione non ha più credibilità, non solo per le vicende gravissime giudiziarie, ma anche per tutto quello che è successo in questi anni. È stata distrutta la città di Venezia e di Mestre, sia con gli interventi dal punto di vista urbanistico, di istruzione dell'ambiente, ma anche pensiamo ai servizi. Solamente in questi giorni vediamo il tracollo dei trasporti, di cui si occupava Boraso. Grazie a Monica Sambo, segretaria del Partito Democratico di Venezia. E proprio a proposito dell'inchiesta, noi vediamo un altro filone che ha toccato dei lavori nelle abitazioni private di alcuni degli indagati. Poi la linea può tornare allo studio. Ci sono anche dei lavori in abitazioni private dell'ex assessore Renato Boraso e del vice capo di gabinetto del sindaco Derek Donadini nelle indagini della Procura di Venezia. Nel caso dell'ex assessore l'intervento sarebbe stato pagato solo per un quinto. Si trattava di una pendenza di circa 100.000 euro con l'azienda Mafra. Durante un incontro di Boraso con uno dei titolari dell'impresa, intercettato in un ristorante di Campalto, l'imprenditore avrebbe assicurato per la manodopera un costo di 20 euro l'ora rispetto ai 38 previsti. Per Donadini ci sarebbe invece stato un accordo di sconto di 30.000 euro con Setten, evitando la seconda tranche di pagamento attraverso una contestazione sui lavori eseguiti. Il costruttore però aveva poi scelto di regolarizzare la posizione. Secondo la procura, 3 mesi prima, Donadini si sarebbe mosso con l'avvocatura civica per far depennare 4.000 euro di interessi da un debito di 14.000 euro che la ditta aveva contratto col Comune di Venezia. E la sospensione della linea 18 Murano-Lido di Vaporetti finisce in procura con una denuncia per interruzione di pubblico servizio.
Si chiede di indagare e valutare sotto il profilo penale quella che a tutti gli effetti si configura come interruzione di pubblico servizio. Dopo le proteste, la sospensione improvvisa della linea 18 Murano-Lido affidata da AVM ad Alilaguna arriva anche sul tavolo della Procura di Venezia attraverso un esposto denuncia presentato da un residente muranese. Danilo Scattolin è della segreteria generale per il Veneto del sindacato SGB. L'esposto viene presentato perché questa è una linea di trasporto pubblico locale che non può essere tolta, non può essere eliminata. La scelta di sacrificare un servizio di trasporto pubblico locale rendendosi inadempiente con il comune e privilegiando le linee commerciali per i turisti, si legge nell'esposto, appaiono come il frutto di una precisa scelta aziendale volta a massimizzare i profitti già notevoli del vettore privato in questione. Negli ultimi tempi abbiamo assistito alla sospensione delle linee 6, 7, 8, delle 10, ma erano sospensioni momentanee. Il fatto più grave è la sospensione della linea 18 che viene tolta a metà stagione. Dovremo valutare anche le conseguenze sul piano delle penali da pagare. Comunque è inaccettabile che un vettore privato, dopo aver fortemente voluto l'affidamento o subaffidamento di linea di trasporto pubblico, decida unilateralmente di sospendere il servizio. Per quanto riguarda CTV, il sindacato SGB non ritiene accettabile la motivazione di carenza di personale. La carenza di personale è dovuta solo al fatto che in questi ultimi 3 anni la CTV ha scelto di dare disdetta di tutti gli accordi di secondo livello, facendo così non c'è più nessuno che vuole venire a fare questo tipo di lavoro. Si guadagna troppo poco? Si guadagna troppo poco, ma non solo il guadagno, le condizioni di lavoro. Sono cambiate pesantemente le condizioni di lavoro che hanno inciso sulla qualità di vita dei lavoratori e quindi nessuno più vuole venire a fare questo lavoro. Dopo il drammatico incidente costato la vita a Chioggia a 2 giovani moldavi, intervengono i residenti della zona nei pressi di Isola Verde che denunciano la pericolosità di quella strada. Il giorno dopo il terribile schianto lungo la strada che da Chioggia porta a Isola Verde, i residenti di Sant'Anna alzano la voce perché lungo quest'argine gli incidenti si ripetono da anni, uno anche mortale in questo stesso punto pochi anni fa, e chiedono interventi per mettere in sicurezza una strada giudicata pericolosa. Questa è una strada molto trafficata durante il periodo estivo. Molti automobilisti passano qui in via Lungo Adige non prestando molta attenzione, devo essere sincero, al codice della strada, perché corrono in maniera anche quasi sconsiderata per queste strade, che sono comunque strade arginali e possono presentare dei punti pericolosi come in questo caso. Curva non segnalata adeguatamente al termine di un lungo rettilineo, erba alta, segnaletica da aumentare e scarsa illuminazione. Ecco le osservazioni fatte dai residenti nel caso specifico di questo incidente. Costato la vita a 2 giovani, però la velocità eccessiva è solo un'ipotesi non ancora verificata e saranno i rilievi della polizia locale a ricostruire la dinamica e a capire perché la BMW sia finita nel canale Busiola. Qualcosa si può fare con tutti questi accorgimenti, sperando che non succedano più fatti del genere, perché anche i residenti sono preoccupati per la frequenza di questi incidenti che succedono. Intanto sono stati identificati i corpi delle 2 vittime, operai moldavi poco più che ventenni, in trasferta e che alloggiavano proprio in un appartamento di Isola Verde, mentre il 33enne superstite, anche lui moldavo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. È un bambino di 7 anni che vive nel Trevigiano con la famiglia, ha rischiato di annegare sulla spiaggia di Jesolo, è stato salvato da dei bagnini fuori servizio. Sono stati i bagnini fuori servizio a salvare un bimbo di 7 anni che rischiava di annegare sulla spiaggia di Jesolo, vicino a Piazza Torino. Il bambino, mamma bengalese, papà trevigiano, è residente nella Marca con la famiglia. La bandiera esposta era ancora quella rossa quando i bagnini, che sarebbero entrati in servizio più tardi, hanno notato un trambusto in acqua. Un bimbo si trovava in difficoltà. Subito sono intervenuti, lo hanno portato a riva e hanno iniziato a praticare tutte le manovre di salvataggio. Contemporaneamente sul posto giungevano i sanitari del SUEM 118 e il personale della Guardia Costiera di Jesolo. Veniva inoltre preallertato l'elisoccorso fatto atterrare nell'area dell'ospedale. Il bimbo, dopo qualche minuto di incoscienza, si è ripreso e ha iniziato a respirare autonomamente, rispondendo alle sollecitazioni. Preso in carico dai sanitari, è stato poi comunque trasportato
ricoverato all'ospedale di Padova, centro specializzato per la cura dei minori. La famiglia del bimbo aveva deciso di trascorrere una giornata di sole a Jesolo. La raccomandazione da parte di tutte le autorità è di prestare la massima attenzione alle bandiere esposte in corrispondenza delle torrette del servizio di salvataggio. E ora la morte di Alex Marangon, tanti ancora i punti oscuri mentre continuano le indagini dei carabinieri. L'esperta tossicologa nominata dalla famiglia dice c'è molto di riferito e niente di certo. Dobbiamo scoprire se e cosa il 25enne abbia assunto. Dovrebbero essere effettuati nei prossimi giorni gli esami tossicologici su Alex Marangon. Troppi i punti oscuri in questa vicenda che ad un mese di distanza ha ancora poche risposte certe. Cosa ha assunto il 25enne tanto da star male, da piangere, da urlare e fuggire? La ayahuasca o qualsiasi altra sostanza può provocare effetti devastanti sulla psiche di una persona. Gli effetti sono che la persona appunto ha una visione completamente diversa dalla realtà, potrebbe avere quelli che noi potremmo descrivere come incubi, come viaggi, come trip, così come succede con l'LSD, l'allucinogeno o anche l'ecstasy, ti porta comunque in mondi diversi da quello che stai sperimentando normalmente. Possono far vedere cose che non esistono, provocare terrore. Per questo, ci spiega Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, nominata dalla famiglia di Alex Marangon, ci deve essere sempre qualcuno che non le prende. Nel caso dell'ayahuasca e anche negli altri tipi di viaggi è importante che ci sia sempre qualcuno che assiste, che non prende la miscela, la sostanza, e che aiuta quindi la persona che sta facendo questo viaggio a rimanere insomma in maniera sicura. Cosa che evidentemente non è accaduto quella sera all'abbazia di Vidor. Gli esami tossicologici si spera possano far luce almeno in parte su questa vicenda. Sono fiduciosa, continua la tossicologa, nella capacità che ha la scienza di individuare sostanze. E qui però non sappiamo effettivamente che sostanze sono state somministrate sì o no, sono tutti riferiti, no? Ecco. Quindi c'è molto di riferito e niente di certo, quindi secondo me si parte molto alla cieca, magari poi si scopre strada facendo che ci sono delle risposte più semplici, più facili insomma, di quello che si pensava. Certo bisogna iniziare a tappeto, no? Andando a coprire nelle analisi tutte le tipologie di sostanze che si possono pensare che abbiano effetti appunto psicotropi. No? La famiglia ha bisogno di risposta, ha bisogno di capire e di sapere cosa sia successo quella sera e perché Alex sia finito nelle acque del Piave con quelle profonde ferite. Di nuovo a Venezia, ora giro di vite della questura contro furti e borseggi in centro storico. Servizi straordinari della Questura di Venezia contro il fenomeno dei borseggi nel centro storico, in particolare nelle zone della stazione di Piazzale Roma. Gli agenti della Polfer hanno intercettato una donna straniera che con fare sospetto stava osservando gli effetti personali e i bagagli di alcuni turisti. Fermata dai poliziotti, è stata accompagnata in questura ed è risultata già nota per moltissimi casi di furti aggravati e furti con destrezza a bordo di convogli ferroviari, ma anche sugli autobus, e poi per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Pertanto nei suoi confronti è stato notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia per la durata di 3 anni. I poliziotti del commissariato di San Marco invece hanno intercettato un cittadino straniero di origini romene che osservava i passanti con fare sospetto. Fermato e controllato, l'uomo è risultato avere a suo carico numerosi precedenti per reati predatori e per il porto di armi a bordo degli aerei, e così per lui è scattato il foglio di via obbligatorio da Venezia per 2 anni. Controlli e provvedimenti anche per numerose altre cittadine straniere, tutte notate a girarsi con fare sospetto tra i turisti e tutte già ben note alle forze dell'ordine per furti e borseggi. Un'improvvisa moria di granchi blu registrata sulle spiagge del delta del Po tiene in ansia i pescatori, perché nonostante la lotta a questo crostaceo, infatti la notizia non è detto che sia buona. Oltre 100 kg di granchi blu morti sono stati trovati in poche ore sulla spiaggia polesana di Boccasette nel delta del Po. L'ipotesi che il fenomeno abbia a che vedere con il forte riscaldamento dell'acqua del mare viene confutata però dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, che dà la responsabilità del fenomeno
rilevato per la prima volta in Veneto, alla mucilagine, alghe che toglierebbero ossigeno ai fondali e quindi questa non è certo una buona notizia. Se il fenomeno è legato a un fenomeno di anossia, cioè una perdita di ossigeno sui fondali e sulle acque, non è sicuramente confortante nemmeno per l'attività di molluschicoltura e acquacoltura. Il rischio è questo, il rischio è che l'anossia produca degli effetti indesiderati anche per altre tipologie di molluschi o di pesce. Analisi sono in corso da parte dell'ULSS e dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ma il consorzio dei pescatori del Polesine precisa che nelle lagune del Delta ne sono stati pescati 21.000 kg vivi e vegeti. Intanto 3 giovani della provincia di Ferrara hanno messo a punto uno strumento chiamato Eco Biodefender che potrebbe contenere la riproduzione del granchio blu senza alterare l'ambiente. Ora è nella fase di brevetto. Io sono sempre entusiasta quando vedo che anche dei giovani sviluppano delle idee, delle start-up per innovare o tentare di ridurre l'impatto. Questa macchina, come tante altre macchine, andrà sperimentata. L'auspicio è che questi strumenti, ma anche uno strumento che possa, estrapolare la polpa del granchio che attualmente non c'è, che possa estrapolare la polpa del granchio, possono essere utili per un'attività di diversificazione produttiva che è legata al granchio blu. Intanto, dopo un anno senza provvedimenti che difendano il lavoro dei pescatori contro il granchio blu, la speranza è che venga rinnovato il provvedimento della Regione, l'unico concreto, dicono i pescatori, che ha stanziato 200.000 euro per sostenere chi raccoglie e smaltisce le carcasse dei granchi blu. Lavoratori dell'agricoltura veneta in mobilitazione per il rinnovo dei contratti provinciali. Il tentativo sembra essere quello di impoverire ulteriormente i lavoratori che già hanno retribuzioni estremamente basse. Sembra di tornare ai primi del Novecento, dove le mondine gridavano e cantavano sul parun dalle belle braghe bianche, fuori le palanche sta Nasumaka. CGIL e Cislewill hanno proclamato la mobilitazione per i contratti provinciali di lavoro in agricoltura. Nel 2022 il valore della produzione regionale ha sfiorato i 7 miliardi e mezzo di euro, pari all'11% del totale nazionale. Ma nonostante sia in salute, il settore vive ancora gravi scompensi. L'obiettivo che abbiamo posto in tutti i territori è quello di migliorare le condizioni di lavoratori che prendono 1.000-1.200 euro al mese mediamente e la nostra richiesta si aggira attorno all'8-9% di crescita delle retribuzioni. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. L'adeguamento del salario non è l'unica richiesta. I sindacati chiedono anche trasparenza negli appalti e lotta allo sfruttamento e al caporalato. Provare a monitorare anche la manodopera rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e tutte le condizioni di salute e sicurezza dentro il luogo di lavoro. La situazione è allarmante perché dietro a questi appalti purtroppo si celano situazioni di forte sfruttamento lavorativo e talvolta sempre più spesso anche di caporalato e di paraschiavismo. L'agricoltura è inoltre colpita da morti sul lavoro e infortuni gravi. La richiesta è di istituire in tutte le province, come già accade a Verona, dei rappresentanti territoriali per la sicurezza. Noi chiediamo responsabilità alle controparti per istituire una figura fondamentale che è rappresentante territoriale della sicurezza. Il settore agricolo ha bisogno di prevenzione. Prevenzione significa poter fare formazione ai lavoratori oltre che utilizzare tutte le leggi per avere i mezzi in regola con l'applicazione delle norme. Il 31 luglio ci saranno presidi dei lavoratori agricoli in tutte le province del Veneto. E ora lo sport con la nostra intervista esclusiva al direttore sportivo del Venezia Football Club, Filippo Antonelli. Dopo Ristagno, ecco Alfred Duncan, il centrocampista ghanese con cittadinanza italiana, approda finalmente alla corte di Eusebio Di Francesco dalla Fiorentina. Grande colpo del direttore sportivo Filippo Antonelli a Gomeri a parametro zero, e proprio Antonelli, in una nostra intervista raccolta a Venezia, ci racconta come procede la costruzione di un nuovo Venezia Football Club pronto ad affrontare la Serie A. Come sta procedendo la costruzione di questo nuovo Venezia in Serie A? Bene, chiaramente in questo momento stiamo valutando delle posizioni che dovremo riempire per rendere competitiva la rosa. Il mercato è in evoluzione, ci sono tante opportunità, chiaramente sappiamo che non possiamo competere con le grandi squadre.
Nelle nuove maglie arancione-verdi per la prossima stagione e tutto il campionato ci sarà come main sponsor un marchio dal sapore veneziano come Cinaro Spritz. Per quanto riguarda il campo, sarà confermata gran parte della rosa che lo scorso anno ha raggiunto la Serie A. Poi Giampaolo invece rimane. Poi Giampaolo resta come tutti gli altri. Ho sentito tante voci, tante voci di mercato. È chiaro, qualcuno dovrà magari lasciare il posto, però il gruppo nella sua quasi totalità lo confermeremo. C'è grande entusiasmo tra i tifosi e in città. Mi raccomando, quest'anno c'è da fare gli abbonamenti, perché questa è un'altra cosa importante. Abbiamo fatto un altro lavoro grandissimo nel territorio, portando a più di 10.000 tessere supporter card dai nostri tifosi, quindi mi aspetto un penso gremito dalla prima all'ultima giornata. Una notizia arrivata pochi secondi fa in redazione: autovelox illegali in multi che potrebbero essere annullati. Un'inchiesta della Procura di Cosenza affidata alla Polizia Stradale ha fatto scattare il sequestro degli autovelox T-Expeded 2.0, di cui 2 si trovano nel comune di Venezia. Questa quindi la notizia di conclusione che chiude il telegiornale di Venezia, tra poco quello di Treviso. Vi auguro una buona serata a tutti, arrivederci, grazie.